credo che noi tutti seguiamo la felicità, perché l'obiettivo della nostra vita è tendere a uno stato di benessere e di felicità. Tutto sta a capire qual è la ricetta per la felicità, qual è la ricetta per il benessere. E io ho trovato nella mia esperienza che le persone più felici non sono quelle che magari posseggono di più, ma sono quelle che sono di più, ci sentono più realizzate, si sentono è nell'essere più che nell'avere, diceva un libro famoso che non cito, ma che si raggiunge la felicità. Io ho trovato persone fortemente motivate, capaci di cogliere la vita, le relazioni con gli altri con un sorriso, con gusto, e sono a questi giovani che noi dobbiamo guardare, a una società che purtroppo oggi si pone in maniera molto incoerente perché parla più, perché sul palcoscenico, sul palcoscenico fa salire altri modelli che creano forse molte frustrazioni. Quanti giovani che non si sentono esteticamente all'altezza di quelli che appaiono in certi programmi televisivi si sentono frustrati, emarginati? Quanti giovani che non vivono il Grande Fratello magari si sentono fuori da questo contesto, quasi come persone che si sentono loro fuori luogo? Invece, ahimè, a essere fuori luogo sono quelli che sono in quelle isole lì, in quel contesto lì, sono loro quelli che sono fuori, out, come diciamo. Però bisogna avere il coraggio di invertire quindi la capacità di mandare sul palcoscenico qualcuno, e magari c'è tra di voi, molti di voi, che la vita la coglie in modo diverso, magari trova delle ragioni profonde facendo esperienze ben diverse da quelle. La società oggi non aiuta a questo. La società oggi vuole invece creare dei giovani che siano dei numeri, degli spettatori, ma non solo i giovani, anche gli adulti, ahimè. Oggigiorno c'è una società, un mondo in cui tende a dire statene tranquilli davanti al televisore, statene buoni, non preoccupatevi, ci pensiamo noi, facciamo tutto noi, voi non dovete darvi, state tranquilli, guardate, anzi, ma accendete un po' di più la televisore, guardate bene i programmi, vedete,